tentativo di inserire uomini e cose in uno scenario multiforme per aspetti paesaggistici e realtà urbane, legami culturali di ambiente e di storia, proviamo a volo d'uccello a dare un'idea degli 8 itinerari giornalieri del Grand Tour Veneto da compiersi con Pullman Gran Turismo. Partendo dal luogo di origine della civiltà venetica, il bacino dei Colli Euganei, ora parco regionale protetto, si prende alloggio in uno dei confortevoli alberghi delle Terme Euganee con la possibilità di sottoporsi a ogni tipo di cura rigenerativa del benessere fisico. Nei primi 4 giorni del Grand Tour si compiono nell'area centro-sud visite a città murate, al borgo medievale di Arquà Petrarca, a Ville Venete, ai musei archeologici di Este e Adria, al parco regionale del Delta del Po, a Chioggia, alle ville della Riviera del Brenta e alle isole della Laguna di Venezia. A Padova si nota quanto ricco sia il patrimonio storico monumentale realizzato nel Medioevo in età comunale e poi sotto la signoria dei Carraresi e la Serenissima Repubblica di Venezia. Le città venete, pur con le loro lotte intestine, svilupparono le loro economie con una sana competizione nel realizzare opere d'arte di inestimabile valore, nell'accoglienza e la protezione di letterati, artisti e scienziati, istituendo università e accademie. Per la felice posizione geografica, i Veneti, già dall'antichità, hanno saputo governare le acque dei numerosi fiumi e bonificare ampie aree paludose, rendendole sane e produttive con la coltivazione della vite, dei cereali e dando impulso alla lavorazione della lana e della seta. Ne sono testimonianza le corti benedettine del Conselvano, le ville palladiane di campagna degne di more patrizie, ricche di opere d'arte di grandi artisti veneti. Nel patrimonio naturalistico veneto il lago di Garda occupa una posizione privilegiata per il clima temperato, la bellezza dei borghi rivieraschi, le verdi colline coltivate a vigneti e ulivi e il panorama impareggiabile, godibile con la salita in funivia sul Monte Valdo. Grandiosa città è Verona, che nel suo centro storico mostra con orgoglio le antiche vestigie romane e i palazzi del potere feudale imperiale degli Scaligeri. Con gli ultimi 4 itinerari nell'area centro-nord si visita Vicenza, ammirandola dall'alto della collina del santuario di Monteberico, rendendo omaggio al grande architetto padovano Palladio, che nel XVI secolo realizzò nel centro storico e nei dintorni magnifiche residenze ed edifici pubblici. Oggi Vicenza è anche famosa per la lavorazione artistica e industriale dei metalli preziosi e delle gemme. Con una comoda autostrada verso nord si sale sull'altipiano dei 7 comuni, con i suoi ondulati prati e rilievi boschivi, ideale vacanza in ogni stagione e area tipica per la produzione del rinomato formaggio di Asiago. A valle, lungo la Pedemontana, si incontrano nell'ordine Marostica, Bassano del Grappa col suo pittoresco Ponte Vecchio, Possagno, celebre sito per la raccolta di sculture del grande Canova, Asolo, splendido ritiro della regina Cornaro, Maser, con la sua splendida villa Barbaro Volpi del XVI secolo, un trittico di grande valore per l'opera coordinata di Palladio, Paolo Veronese e Vittoria. Giunti a Feltre, in via Mezzaterra, si passa in rassegna sino a Piazza Maggiore una teoria di nobili palazzi medievali affrescati. Oltre Feltre si inizia il meraviglioso periplo delle Dolomiti, passando lungo il lago di Alleghe ai piedi della Civetta e dal Passo Falzarego si scende nella splendida conca ampezzana con al centro la perla delle Dolomiti, Cortina. Da qui, oltre il Passo Tre Croci, ecco il lago di Misurina, nel quale come per magia si specchiano le 3 cime di Lavaredo. Giù, attraverso la foresta di Somadida,
ci accoglie Auronzo e il suo lago, noti per gli sport invernali e la motonautica. Risalendo il corso del Piave, si visita il santuario naturale della Val Visdende sulla strada per Sappada, ridente località dell'Alto Cadore, rinomata per gli sport invernali e soprattutto per le maschere di carnevale. Si completa la parentesi alpina ritornando verso il centro Cadore, a Pieve di Cadore, sede della magnifica comunità e patria del sommo pittore Tiziano Vecellio. Seguendo il corso del Piave, eccoci a Belluno, pregevole per la sua posizione e l'ampio panorama sull'Alpe del Nevegal, oltre che per il suo centro storico. Lasciate le prealpi bellunesi, si entra nella Marca Trevigiana, nel Coneglianese, patria del vino spumante Prosecco, di cui si possono ammirare le colline ricoperte di vigneti sino a Valdobbiadene. Il bel vedere di questi luoghi sono anche la suggestiva mole del Castello Brandolini e il cuore antico di Follina, con bei palazzi e abbazia benedettina del XII secolo. Ultima tappa, la nobile e gioiosa Treviso, con il suo centro storico, i bastioni alberati, le ville, i palazzi e le case medievali dipinte che si incontrano passeggiando lungo le riviere del Cagnan e del Sile. Il Grand Tour volge al termine ed è già sera quando, con la comoda autostrada, si ritorna alle Terme Euganee un po' stanchi forse, ma felici.